Buongiorno, buona domenica e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Stangata sui ponti di primavera, raffica di aumenti per aerei, treni, alberghi e pacchetti vacanze e continua a salire anche il prezzo della benzina. In Sicilia manca l'acqua, adesso è caccia alle piscine abusive. Per ridurre gli sprechi Taormina si affida a Google Maps e per i trasgressori multe fino a 20.000 euro. Aumentano i suicidi in carcere a TG Sicilia, la testimonianza di un uomo che ha rischiato di morire durante la sua detenzione. Il liceo di Partinico sarà finalmente intitolato a Peppino e Felice Impastato. Dopo settimane di dibattito, l'ufficio scolastico regionale dà il via libera all'intitolazione dell'istituto. Catania, la pedonalizzazione piace ma divide i cittadini. Intanto oggi seconda domenica con il lungomare liberato dalle auto. 20 anni dopo l'uscita del loro primo album, i francesi Nouvelle Vague tornano a Catania per l'unica data del Sud Italia del loro tour 2024. Calcio in Serie C, Catania e Messina a caccia di punti pesanti contro Sorrento e Potenza per uscire dalla zona play-out. In B il Palermo, dopo 3 pareggi consecutivi, pensa solo a blindare i play-off. Ancora buongiorno, apriamo il nostro telegiornale con la stangata sui ponti di primavera, raffica di aumenti per aerei, treni, alberghi e pacchetti vacanze e continua a salire anche il prezzo del carburante, un pieno costa oltre 7 euro in più rispetto all'inizio dell'anno. Ci fa il punto Tonino De Mana. Mare, montagna o città d'arte, qualsiasi destinazione verrà scelta bisognerà fare attenzione al portafogli per programmare gli spostamenti. Una raffica di rincari incombe sui ponti di primavera che, calendario alla mano, permettono di fare qualche giorno di vacanza in più, visto che il 25 aprile cade di giovedì e l'1 maggio addirittura a metà settimana. Viaggiare costa e quest'anno costa di più. Dai voli aerei al caro benzina passando per gli aumenti al settore turistico, gli italiani dovranno fare i conti con un aggravio di spesa di 780 milioni di euro più 10,5% rispetto al 2023. Assoutenti e Confesercenti denunciano rincari che rischiano di frenare la ripresa, peraltro flebile. Lo scorso anno 17 milioni di italiani si sono concessi una vacanza in occasione dei ponti di primavera, dando vita ad un business da 7,4 miliardi. Quest'anno chi potrà concedersi alcuni giorni dovrà per forza di cose pagare di più. I pacchetti vacanza, ad esempio, registrano nell'ultimo mese un aumento dell'8,2% su base annua ed aumenti riguardano anche alberghi e B&B. Proibitivo spostarsi in aereo, i voli nazionali aumentano del 19,1% rispetto al 2023, quelli europei del 16,5%. Non andrà meglio per chi sceglie il treno, i biglietti rincarano dell'8% mentre autobus e pullman turistici salgono al 4%. E siamo al caro benzina con i prezzi dei carburanti in costante crescita. Complice la delicata situazione internazionale, la benzina al self sfiora i 2 euro al litro e li supera abbondantemente in modalità servito, visto che a seconda delle compagnie bisogna aggiungere dai 20 ai 25 centesimi al litro. Il Codacons calcola che il pieno costa già 7,50 euro in più rispetto all'inizio dell'anno e potrebbe arrivare ai 9-10 euro in più in vista dell'estate, rovinando le vacanze agli italiani o almeno a quelli che possono ancora permettersele. Adesso parliamo della siccità in Sicilia, si deve guardare anche al consumo dell'acqua e quindi a Taormina è caccia alle piscine abusive. Chi sarà scovato rischierà, pensate, una sanzione che va dai 2.000 ai 20.000 euro. Per scoprire quante ne esistono sul territorio il Comune si è affidato a Google Earth, il servizio di Francesco Triolo. A Taormina è caccia alle piscine abusive, l'alleato del comune per scovarle è l'occhio satellitare Google Earth. Attraverso il programma del colosso dell'informatica, l'amministrazione comunale di Cateno De Luca è riuscita a constatare come sul territorio esiste un numero consistente di piscine interrate e seminterrate, ma che dalle visure a campione effettuate dall'Agenzia delle Entrate in maggioranza non risultano dichiarate in catasto con le rispettive rendite. Così è partita la caccia e chi sarà scovato rischierà una sanzione da 2.000 a 20.000 euro. La delibera è stata già approvata e prevede un'attività di controllo legata anche al consumo dell'acqua, visto che il fabbisogno di Taormina nel periodo estivo cresce esponenzialmente, tanto che di recente è stato siglato un accordo con Amam Messina per aumentare a 60 litri al secondo la fornitura dalla condotta Fiume Freddo, una quantità restituita all'azienda messinese da Sicilia Acque.
Negli ultimi anni in città sono aumentate le richieste per la realizzazione di piscine interrate con annessi servizi e accessori, soprattutto da parte delle attività ricettive, per incrementare i livelli dell'ospitalità alberghiera ed ex alberghiera, e secondo l'amministrazione, che siano a servizio di strutture turistico-ricettive o di case vacanze, hanno comunque un fine di lucro. Ma esistono strutture non dichiarate che adesso si punta a scovare. In un periodo in cui la Regione Sicilia è alle prese con l'allarme siccità, la preoccupazione è per i consumi di acqua. Toccherà all'assessore all'urbanistica avviare il censimento di tutte le piscine, verificare l'iscrizione al catasto, la tipologia di allaccio alla rete idrica comunale e se le acque di scarico siano rispondenti alla normativa. Sempre più detenuti decidono di farla finita in carcere. Il problema dei suicidi preoccupa i garanti, che adesso chiedono interventi immediati. Al nostro TG la testimonianza di un uomo che ha rischiato di morire proprio durante la sua detenzione. L'ha raccolto per noi Francesco Aloi. A volte per i problemi che ci sono in famiglia, che sono fuori, economici e altri tipi di problemi, che non riesci ad aiutarli, purtroppo. A volte perché è un ambiente particolare, non tutti si abituano, perché è sempre un ambiente brutto. Sono tra le cause principali che portano ai gesti estremi in carcere. Matteo, lo chiamiamo così, preferisce non farsi vedere in volto. Lui ha avuto una condanna a 7 anni, 3 li ha vissuti in cella ed è qui che ha provato a farla finita. Chi l'ha fermata? Guarda, io sono svenuto per 20 minuti. Quindi credo le altre celle, gli altri detenuti mi hanno soccorso, poi è venuta l'infermeria, mi hanno portato in infermeria dopo 20 minuti, ho sentito lo portiamo subito in ospedale. Da inizio anno in Italia si sono suicidati più di 30 detenuti, persone più che in numeri, che vivono da vicino il problema del sovraffollamento. Celle piccole e piene, c'è chi cade in depressione e prova ad uccidersi. Lui si è salvato. A chi è andato il suo primo pensiero? Ai miei figli, alla mia famiglia. Per i garanti dei detenuti bisogna intervenire subito per fermare questo fenomeno. Trovare delle soluzioni mirate perché si possano attenuare questi disagi che portano a delle decisioni così drammatiche e drastiche. A chi è in carcere Matteo dice: siate forti. Un uomo di 47 anni, residente a Modica nel Ragusano, è stato arrestato e posto ai domiciliari perché pedinava e minacciava ripetutamente la ex moglie. In un'occasione l'uomo ha anche tentato di aggredirla sotto casa, ma la donna è riuscita a rifugiarsi nel suo appartamento e a chiedere l'aiuto delle forze dell'ordine, che hanno rintracciato e arrestato l'ex marito. Adesso ci spostiamo a Partinico. Il liceo Savarino sarà intitolato a Felicia e Peppino Impastato. Dopo le polemiche che hanno infiammato il dibattito sul cambio del nome dell'istituto, è arrivato il decreto definitivo da parte dell'ufficio scolastico regionale. Marco Gullà. Dopo una lunga e controversa vicenda, il liceo scientifico di Partinico cambierà nome da Santi Savarino a Felicia e Peppino Impastato. La decisione, annunciata dalla preside Lucia Lafata, mette fine a una polemica sterile e dannosa, come l'ha definita Antonello Cracolici, presidente della commissione antimafia all'Ars. Una polemichetta che ha dato voce a strumentalizzazioni stupide che non hanno senso, ha commentato Cracolici, esprimendo soddisfazione per l'esito della vicenda. Un iniziale voto contrario degli studenti all'intitolazione dell'istituto a Impastato, poi chiarito come un fraintendimento, aveva suscitato sgomento e incredulità. Il nome comunque dell'ex senatore e giornalista Santi Savarino, a cui sino a ieri era stato intestato l'istituto scolastico, a tanti non andava giù per via dei suoi contatti con la mafia e perché è firmatario del manifesto delle leggi razziali. La pratica, dopo un iter burocratico complesso, ha ottenuto i pareri favorevoli di prefettura e amministrazione comunale, consentendo l'intitolazione a 2 figure simbolo della lotta alla mafia come Felicia e Peppino Impastato. È morto Vincenzo Agostino, 87 anni, che per tanto tempo si è battuto per ottenere giustizia per la morte del figlio Nino, l'agente di polizia assassinato dalla mafia assieme alla moglie incinta Ida Castelluccio l'8 agosto del 1989. Era conosciuto per il suo impegno e per la lunga barba bianca, così come vedete in queste immagini. L'avrebbe tagliata, diceva lui, solo dopo che fosse stata fatta giustizia sui mandanti del duplice omicidio e sul depistaggio delle indagini. Sua moglie Augusta Schiera era morta nel 2019, ma Vincenzo Agostino ha continuato senza sosta la sua battaglia fino all'ultimo.
Adesso parliamo di politica, non ci sono solo le inchieste a creare turbative al mondo della politica siciliana in vista delle elezioni europee. Ormai alle porte il fenomeno dei cambia casacca è ormai diventato una pratica comune e i passaggi dei candidati da un partito all'altro sotto elezione creano non pochi interrogativi negli elettori. Il servizio è di Manlio Viola. Il terremoto esploso nella politica siciliana a 2 mesi dalle elezioni europee, con la sospensione dalle funzioni del vicepresidente della regione, il leghista Luca Sammartino, apre una lunga serie di interrogativi sulla formazione proprio delle liste. Ma elementi di incertezza ce ne sono anche tanti altri, come la ormai ordinaria transumanza degli uomini e delle donne fra i partiti. Di cambi di casacca e delle conseguenze di questo trasformismo della politica nell'era post-ideologica si è parlato nella trasmissione Il Punto. Un fenomeno spesso guidato dai leader degli stessi partiti che fanno campagne acquisti, ma che porta anche a un cambio di prospettiva. Ormai non sono più i partiti a muovere il consenso e presentare i candidati, ma viceversa sono i candidati a raccogliere il consenso e portarlo al partito, con tutte le conseguenze del caso. Una forma di degenerazione del principio di rappresentanza politica. Nella gran parte dei casi questi cambiamenti sono dettati da logiche di convenienza in relazione al risultato da ottenere, che è la rielezione, che è un ruolo più importante, ma non certo possono essere riducibili in maniera legittima e nobile a un cambiamento, ovviamente al netto di tante eccezioni, a un cambiamento di tipo ideale. In questo clima la formazione delle liste diventa più un risico per riempire gli spazi con pedine che una presentazione di idee da portare alla valutazione degli elettori. Io sposto voti indipendentemente dal partito. Il partito una volta era una cosa seria, l'appartenenza politica era una cosa seria. Oggi non lo è più, tant'è che è possibile registrare una vicenda, secondo me, veramente paradossale, di chi si candida contro un presidente per le elezioni regionali e poi domani si cambia casacca e si va nello stesso partito del presidente che è il suo competitor. Il consenso diventa la merce di scambio politica e le azioni, le ideologie passano in secondo piano, favorendo anche episodi che conducono a inchieste che esplodono sempre a ridosso delle campagne elettorali. Adesso cambiamo decisamente argomento, ci occupiamo del lungomare liberato, lungomare di Catania preso d'assalto da cittadini e sportivi per la seconda edizione di questa manifestazione voluta dal Comune. I catanesi sono favorevoli alle pedonalizzazioni ma chiedono più mezzi pubblici, aree per il parcheggio e una viabilità alternativa. Ci racconta tutto Emanuela Corsi. Il Comune di Catania va avanti con le pedonalizzazioni di alcune aree della città. Se la chiusura al traffico veicolare di piazza Federico II di Svevia al Castello Ursino continua a dividere, i cittadini non hanno dubbi invece sul lungomare liberato che per la seconda domenica viene preso d'assalto da catanesi, turisti e sportivi. Perfetto, dovrebbe essere ogni settimana perché è una boccata di ossigeno, veramente. È un'idea che dovrebbe anzi essere approfondita e magari anche ampliata da altre parti della città. In molti si dicono favorevoli alle pedonalizzazioni purché si organizzi una viabilità alternativa rafforzando anche i mezzi pubblici. Sicuramente magari organizzare meglio la viabilità nelle aree circostanti si potrebbe essere anche un incentivo. Mancano i trasporti, l'efficienza dei trasporti e l'utilizzo di noi cittadini nei trasporti. Bisogna anche soprattutto dare le sue esperienze personali, per trovare oggi un posto auto, un parcheggio è stato un'impresa. Sono diverse le aree del centro storico interdette al traffico veicolare. Dopo via Etnea recentemente sono state pedonalizzate piazza Mazzini e piazza San Francesco di Paola. Negli ultimi anni sono state chiuse temporaneamente in via sperimentale anche via di San Giuliano e piazza Stesicoro. La gente deve poter arrivare in centro storico e quindi la metropolitana per esempio nei weekend dovrebbe rimanere aperta fino alle 2, poi i parcheggi scambiatori, le navette molto spesso, cosa che a Catania non avviene. Intanto domani pomeriggio si terrà un incontro tra amministrazione, residenti e commercianti per decidere se pedonalizzare o meno l'area del Castello Ursino. Inaugurata ieri al Museo Diocesano di Catania la mostra dai monasteri e dai conventi organizzata insieme con la Prefettura e l'Arcidiocesi di Catania. Sarà visitabile sino al 28 luglio, sempre con ingresso gratuito. Il servizio è di Eva Spampinato. Oltre un centinaio di opere d'arte provenienti dal patrimonio degli ordini religiosi di Catania e provincia. Opere d'arte che, dopo l'unità d'Italia, confluirono tra i beni dello Stato e che adesso, riunite insieme in un unico luogo, il Museo Diocesano di Catania, diventano una mostra.
dai monasteri e dai conventi, un progetto della Sovrintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Catania. Abbiamo messo in moto 108 opere, tutte importanti e tutte che raccontano la storia di un momento in cui si svolgeva nel 1866 le leggi eversive, quando lo Stato ha soppresso gli ordini religiosi, e quindi la mostra racconta questo pezzo di storia attraverso le bellezze di opere d'arte di eccezionale valore. La mostra, che sarà visitabile fino al 28 luglio con ingresso gratuito, è articolata su 2 piani del museo e potranno essere ammirate tele, tavole dipinte, argenti, ma anche preziosi volumi antichi e una raccolta di reperti archeologici provenienti dalla collezione dei Benedettini. Conclude l'allestimento un piccolo focus sulla vita delle suore di clausura di San Benedetto, con una raccolta di foto in bianco e nero di Gaetano Gambino, che le ha incontrate nel convento di Catania. E i libri che noi potremo ammirare, una parte solo di quel grande patrimonio che arricchiva i monasteri, ne faceva dei centri culturali, sono il segno di una grande vivacità nella quale alla cultura classica si accostava quella scientifica e quella teologica, che non erano viste in discontinuità ma in una visione che era unica. Fra i pezzi di maggior valore figura la grande tavola dello Spasimo, copia dello Spasimo di Raffaello, realizzato dal pittore messinese Jacopo Vignerio, e una tavola dipinta di scuola antonelliana proveniente da Randazzo. Adesso la musica, dopo 20 anni dal loro primo album, diventato un vero e proprio classico, i francesi Nouvelle Vague tornano a Catania per l'unica data del Sud Italia del Tour 2024, uno show dal grande fascino per una band iconica che reinterpreta i classici del punk e della new wave degli anni 80 in chiave bossa nova. Il servizio. Sensuali, eleganti e iconici, le loro cover non sono mai semplici cover, ma una visione che proietta l'ascoltatore in un'altra atmosfera. Da 20 anni precisi, l'album di debutto è del 2004, i francesi Nouvelle Vague, utilizzando gli elementi ritmici e melodici della bossa nova brasiliana, trasformano brani punk e new wave degli anni 80 in dolci e seducenti ballate. La band francese ha scelto Catania per l'unica data del Sud Italia del loro tour 2024. Al Nudogane hanno presentato anche alcuni brani del loro sesto album, Should I Stay or Should I Go? Comment ça va? Non si tratta solo di cover, i Nouvelle Vague sono ormai un'istituzione. I loro brani aggiungono qualcosa di personale e creano una versione completamente nuova della canzone. Il risultato è uno show dal carattere sensuale e affascinante, grazie anche alle 2 bravissime interpreti e al tocco eclettico della band. E su queste belle note ci fermiamo per una piccola pausa, poi ritorneremo in diretta per parlare di calcio. Bentrovati nella seconda parte del nostro telegiornale, parliamo di calcio, cominciamo con il Catania che vuole chiudere il discorso salvezza, ci proverà oggi a Potenza contro il Sorrento, la vittoria in trasferta manca però da 4 mesi. Marco Carli. Ritrovare la serenità nella squadra e nell'ambiente, così Zeoli prima della partita di oggi con il Sorrento. A Potenza, stadio di casa per quest'anno dei Campani, il Catania cerca ciò che manca da 4 mesi, la vittoria in trasferta. L'ultima è stata a Benevento prima di Natale, mentre a inizio febbraio a Foggia è arrivato l'ultimo pareggio esterno. Noi abbiamo preso l'unico punto in trasferta a Foggia in condizioni di inferiorità numerica, dunque se ricordate bene quel secondo tempo la squadra tutta insieme, sottolineo tutta insieme, ha portato a casa quello che si poteva portare a casa, un pareggio. Questa è una considerazione da fare
Ecco perché bisogna cambiare il trend. Il Sorrento è una squadra che gioca a calcio ma anche che si sbilancia. Bisognerà provare ad approfittarne, non come all'andata quando ad imporsi al Massimino sono stati proprio i campani. Zeoli, che deve rinunciare sulla destra contemporaneamente a Rapisar De Bois, è costretto a ridisegnare parzialmente il suo Catania. La nota lieta è la possibilità di impiegare Zammarini, uno dei migliori nell'intera annata, ma la cosa più importante sarà ripetere anche nell'atteggiamento quello che si è visto nel derby. Io credo che col Messina la partita non l'ha vinta Zeoli, non l'ha vinta la società, non l'ha vinta Zeoli con i cambi né con la formazione. La partita l'ha vinta la squadra e questo ne va dato atto. Sorrento-Catania sarà raccontata live a partire dalle 19:30 su Telecolor, collegamenti con lo stadio, commenti da studio e le interviste finali con i protagonisti. Giornata importante e partita decisiva anche per il Messina, stasera in casa contro il Potenza. Ai giallorossi, con 3 assenti, serve un punto per la matematica salvezza. Sergio Colosi. Al Messina basta un punto, al Potenza forse no. Al Francoscoglio spareggio tra 2 squadre divise da 3 lunghezze, un'eternità, 2 giornate dalla conclusione. In caso di sconfitta Messina salvo se il Monopoli non vince a Crotone. Modica promette una gara senza calcoli. Bisogna che siamo lucidi e attenti su quello che deve essere la gara, ci vuole molta dedizione, molta applicazione, molta concentrazione e soprattutto la consapevolezza di sapere che non ci possiamo rilassare nella maniera più assoluta, perché la partita ti impone di fare un qualcosa di straordinario affinché noi possiamo mettere un punto definitivo a quello che è stato il nostro campionato. Nel Messina assenti Lia, Frisenna e Ortisi. Nel 4-2-3-1 Fumagalli in porta, Manetta e Pacciardi centrali, con Salvo e Dumbravano ai lati, in mediana Franco e Firenze. Per la fase offensiva 5 opzioni per 4 posti, Rosafi a destra e Mausso sottopunta e Ragusa a sinistra, con Zunno in attacco. In alternativa dentro Plescia, fuori Ragusa e Zunno a sinistra. Potenza senza Schiattarella e Berrengia, con De Giorgio in panchina dopo l'esonero di Marchionni, originato da un solo punto nelle ultime 4 partite. In casa Palermo invece è tempo di calcoli, perché dopo il pari interno con il Parma e i risultati di ieri, i rosanero sono sesti con 6 punti di vantaggio sulla settima. L'obiettivo minimo è centrare i play-off in questa posizione per giocare il primo turno in casa. Marco Gulla. Il Palermo a 4 giornate dalla fine del campionato è sesto con 6 punti di vantaggio sulla settima, che è il Brescia. Ai playoff, se finisse così, i siciliani avrebbero il vantaggio di poter giocare la prima gara in casa e di poter passare il turno anche pareggiando. Archiviato il pari interno con il Parma, il Palermo pensa quindi alla prossima partita, che sarà sabato al Barbera contro la Reggiana. Una sorta di match point per ipotecare almeno il stesso posto e mentalizzarsi verso i playoff. Ci sono degli spunti da cogliere in maniera positiva e ci sono degli aspetti sui quali lavoreremo per preparare al meglio, a livello secondo me più mentale che fisico, questi playoff che stanno quasi per arrivare, e dovremo farci trovare pronti, perché l'obiettivo resta sempre lo stesso e dobbiamo mettercela tutta. Potremmo riuscire a riportare questa piazza dove merita. Palermo che proprio per i playoff potrebbe ritrovare Di Mariano, uscito in barella dal match contro il Parma. Ne avrà per circa un mese, esclusa la lesione del ginocchio. Il nostro telegiornale finisce qui, questa era l'ultima notizia. Vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguimento di domenica.